So here's a close-up shot at 28,500 frames a second of a taser. Ecco come funziona il taser, la pistola elettrica ad alta tensione che presto sarà in dotazione alle nostre forze dell'ordine. Non letale se non per casi estremi, ma sicuramente efficace per bloccare una persona attraverso una potente scarica elettrica sparata, è il caso di dirlo, attraverso questi due puntali. Uno strumento che il Ministero dell'Interno ha deciso di adottare dopo il caso di un giovane ucciso da un agente durante un TSO come alternativa alla pistola, anche se l'arma da fuoco non sarà sostituita da quella elettrica. A breve si partirà con la sperimentazione in 11 città italiane, con Padova scelta tra quelle venete, ma l'obiettivo è di adottare polizia, carabinieri ma anche polizia locale di tutta Italia, Treviso compresa. E se dai rappresentanti delle forze dell'ordine arriva una sostanziale approvazione per il provvedimento, il taser divide l'opinione pubblica trevigiana. Pistola elettrica, quella che vuole introdurre Salvini. No, Perché? perché credo che violenza porta violenza, quindi bisognerebbe trovare un altro sistema. Va bene, Perché? perché non crea più di tanto danno, crea l'immobilità della persona. Non credo che sia la soluzione corretta. Poi anche sul modello di alcune situazioni americane che poi sono sfuggite di mano, sì, penso che si può procedere in altri modi, ecco. Beh, meglio che altra, sì. A me non sembra in generale una grande idea, penso che forse ci sono modi meno se possibile violenti per tenere sotto controllo anche eventuali problemi di ordine pubblico. Non credo che così risolviamo il problema della violenza o il problema che abbiamo nelle nostre strade. La pistola elettrica Salvini vuole introdurla. Ben venga, anche perché in questo contesto ci sono tante persone che malintenzionate, c'è bisogno appunto di salvaguardarle. Sbagliato. Perché? Perché secondo me ci sono altre soluzioni che possono essere adottate per risolvere determinati problemi di questo tipo. Sono 30 al momento le pistole elettriche acquistate dal Ministero per uno strumento in dotazione in 107 stati, come Francia, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Grecia e Finlandia, solo per citare i paesi europei.